Sulla zona della Polesine ci sono oggi 14 fiaccole accese, ma gli elenchi più recenti di chi sta guardando alla domanda di nuove installazioni dicono che il totale fra un paio d'anni, se non ci saranno blocchi, nel Polesine sarà di 28 ciminiere, cioè di 28 siti che hanno chiesto di bruciare di tutto e di più. Sempre a livello industriale, quindi. Dico che c'è una prospettiva di aumento, poi mettici due termovalorizzatori da 250.000 tonnellate, Bonisole e Silea, poi mettici a Padova la triplicazione dell'inceneritore che è in centro a Padova, sostanzialmente a Camin, nell'immediata periferia sud-ovest di Padova, che viene triplicato e viene portato a 180.000 tonnellate annue. Morale: la liberalizzazione in questo settore prospetta per i prossimi 5 anni in tutta la fascia litoranea una grandissima camera a gas, la più grande camera a gas della storia dell'umanità, perché c'è una concentrazione di camini e di fiaccole che è pazzesca. Allora è veramente una cosa che riferita poi alle polveri sottili che tu sai e alla questione che i raggi di fallout sono oscillanti, il fallout grave è nell'arco dei 20 km, ma le polveri sono così leggere, così volatili che praticamente si diffondono senza limiti, per cui tu determini una fascia di grandissima polluzione nella quale la vita sarà veramente irrespirabile, invivibile. Cioè la prospettiva è questa e la cosa sconvolgente è che non esiste un piano regionale delle energie che prenda in considerazione questa tendenza che è oggettiva, è in atto, e io guarda non ti ho detto nulla ancora degli impianti di combustione dei cementifici. Se a questa panoramica ci aggiungiamo i cementifici e i forni crematori che non sono poca cosa, sviluppano molta Sì, infatti ho letto la conferenza stampa dell'ARPA qualche settimana fa sui forni creatori, no? Che poi ha smentito i suoi stessi dati pochi giorni dopo. C'è da capire quanta diossina sviluppino. Allora, di fatto, complessivamente, siamo nel pieno della follia più nera e in contraddizione a 360 gradi con quelli che sono i principi fondamentali di Kyoto, di Copenaghen e delle preoccupazioni degli scienziati su scala europea. In compenso non si sta parlando di energie rinnovabili. Cioè, una cosa, ti posso dare un altro dato? Allora, tu conosci il MOSE, no? Però nessuno parla e dice di come nelle tre bocche di porto, dalle tre bocche di porto, nell'arco delle 6 ore, quando c'è un ciclo normale di marea, con una oscillazione dal punto di minima al punto di massima di 50 centimetri, dalle tre bocche di porto o entrano o escano, a seconda che il ciclo sia di crescita o di calo, 200 milioni di metri cubi d'acqua. Perché la superficie di espansione della laguna è di 400 km². Questi dati mi sono stati dati da Georg Ungis, che è il responsabile del CNR, il più grande esperto di oceanografia. Cosa significa questo spostamento? Arrivo. 200 milioni di metri cubi d'acqua entrano o escono alla velocità di 20.000 metri cubi al secondo. Tieni conto che il fiume Po, in regime di normalità, ha una portata di 1.700 metri cubi al secondo. Quando il fiume Po è al colmo,
ha una portata di 10.000 metri cubi al secondo. Dalle 3 bocche di porto, ripeto, quando c'è un'escursione di 50 centimetri, abbiamo 20.000 metri cubi al secondo. 20.000 metri cubi al secondo quando c'è l'escursione di 50 centimetri. Tieni conto che quando siamo nelle fasi dei 4-5 giorni fascia centrale della fase lunare, lì abbiamo anche i 70, gli 80, gli 85 o 90 centimetri. Quando c'è poi l'acqua alta, l'escursione va oltre il metro. Allora, se tu fai una moltiplicazione, perché i cicli di marea sono 4 nelle 24 ore, se tu moltiplichi, perché così è, il flusso in entrata, il flusso in uscita, lo moltiplichi per 4 volte, tu hai 1 miliardo di metri cubi d'acqua nelle 24 ore, se sono 250 milioni. Allora, se tu fai una piccola indagine su quelle che sono le tecnologie per utilizzare i movimenti d'acqua, non i salti d'acqua, e se ci ricordiamo con un minimo di quelli che erano i mulini sul fiume Po di Riccardo Bacchelli, se tu vai in internet e digiti sui mulini, tu vedi che ci sono ancora dei mulini con tutta una vecchia tecnologia che usava per macinare il grano. Allora non è che non si possa utilizzare, perché tutti dicono ma l'energia si utilizza attraverso i salti d'acqua, no? C'è tutta una ricerca internazionale che non è più a fase di ricerca, non è più nemmeno a fase di prototipo, è in fase di modello applicato, che utilizza tutta una serie di turbine prodotte da industrie coi controfiocchi che sono state pensate in funzione della realizzazione, dell'utilizzazione di questi flussi di mare enormi. Allora, il dato è che la tecnologia del MOSE, vecchissima, così come è stata concepita, di fatto, pregiudica la possibilità per il futuro di utilizzare questa energia rinnovabile immensa, gratuita, che potrebbe oggi soddisfare il fabbisogno energetico di tutta la popolazione, di tutta la fascia lagunare. L'elemento folle, autolesionistico, io ti autorizzo, ti do anche il mio nome e cognome se vuoi, ti dico la follia di Galan e dei galaniti nel Veneto è di non aver preso minimamente in considerazione tutte le fonti rinnovabili, principalmente le masse fossili. È una cosa pazzesca, tutti si riempiono la bocca. Io sono Massimo Marco Rossi, sono un piccolo produttore televisivo e con i comitati sto facendo un video che dirà al Veneto queste cose chiarissimamente e dirà che c'è un fallimento totale nella politica energetica del nostro paese. Tieni conto che l'energia dei flussi di marea non va confusa con l'energia dei moti ondosi. Sì, certo, che è un'altra questione. Perché se io aggiungo ai flussi di marea, aggiungo quella dei moti ondosi, il ragionamento si moltiplica per n. Dobbiamo fargli sentire la nostra voce fino in fondo. Questi progetti che sono a favore dei profitti di pochissime persone in verità hanno delle potenzialità di malattia e di devastazione ambientale enormi.